E ritorniamo a Udine per un incontro durante il quale si è dato voce ai giovani figli di immigrati che hanno spiegato cosa significa essere italiani senza cittadinanza, grazie all'evento organizzato questa mattina all'Auditorium Monsignor Comelli, moderato dal sociologo Oriole sul tema Ius Soli. Una tavola rotonda con numerosi relatori e le testimonianze di ragazzi di seconda generazione per parlare di Ius Soli. Un'iniziativa promossa dalle 3 maggiori sigle sindacali e dalle associazioni Insieme Zaedno, Latinos por el Mundo, Neda Day, Time for Africa, Ucraina Friuli. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti di CGIL Cisrewil, l'onorevole Giorgio Zanin e il sociologo moderatore della tavola rotonda Marco Orioles. Speriamo che in questo scorcio di legislatura si arrivi a un'approvazione di una norma che ci sembra giusta, perché noi abbiamo in Friuli, in Italia, un esercito di italiani senza passaporto e senza cittadinanza, che sono a tutti gli effetti membri della nostra comunità, italiani culturalmente e nel cuore, e ci sembra ingiusto che siano sottoposti a procedimenti di valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione per avere o il permesso di soggiorno o al compimento di 18 anni l'agognata cittadinanza. L'importanza di questo incontro è anche sentire la testimonianza dei giovani ragazzi in riferimento agli Ius Soli. Certamente bisogna partire dalla considerazione dello stato di realtà, sono loro i protagonisti di un provvedimento che evidentemente segna un passaggio. La cittadinanza è sempre stato un diritto segnato dalle leggi e sempre nelle storie delle comunità civili ci sono stati dei passaggi di trasformazione dell'identità. Le vostre aspettative in riferimento all'approvazione della legge? Ma io penso che adesso non vi siano più margini, non vi siano più margini per dir di no, ecco, intendo. Penso che la vicenda, dopo l'approvazione alla Camera, noi abbiamo sostenuto fortemente la legge e credo che al Senato in queste settimane di chiusura della legislatura ci siano tutte le condizioni per portarla fino in fondo. Dunque speriamo presto, io direi per la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo, prima della fine della legislatura, senz'altro con la legge che speriamo anche non venga sempre riconosciuta come Ius Soli, ma sia finalmente conosciuta anche come Ius Cultura, che è la cosa più corretta.